Bene, buongiorno a tutti e vi ringraziamo ovviamente della presenza io sono Stefania Pascut dell'ufficio di progetto OMS Città Sane del Comune di Udine e siamo qui oggi con l'Università di Udine, con la professoressa Missana, con il professor Marangon, la professoressa Sonia Caligaris e una ricercatrice che sta collaborando con l'Università sui temi che oggi tratteremo. Io vi spiego velocemente da cosa nasce questo. Nasce da una proposta dell'università e in questo ringrazio moltissimo la professoressa Missana non solo per appunto la proposta ma per tutto quello che sta facendo perché questa proposta si realizzi, e nasce dalla volontà dell'università e del Comune di Udine di ragionare insieme ma al fine poi anche di sviluppare delle azioni concrete sul tema della sostenibilità. Che riguarda, diciamo, una sostenibilità a 360 gradi, non solo ambientale ma anche economica, anche sociale. Il Comune di Udine e anche l'Università in questo stanno lavorando ormai da anni su questi temi, cercando di promuovere, per farvi un esempio, il patto sostenibile sul cibo di Milano, l'agenda 2030 delle Nazioni Unite e tutta la parte che riguarda l'invecchiamento in salute, quindi quello che possiamo fare per la popolazione più anziana e molti altri temi di tipo sociale. Ecco, questo è, diciamo, per sancire, è un punto di partenza per sancire questa collaborazione che continuerà sicuramente nel tempo e che vede appunto il sapere scientifico dell'università ma anche l'ente locale e anche tutto ciò che riguarda poi, che circonda l'ente locale. Qui vedo alcuni dei nostri più affiatati collaboratori e che riguarda appunto tutte le associazioni del territorio, i sindacati pensionati, le associazioni per l'ambiente che da anni collaborano con il Comune affinché si realizzino delle azioni che poi promuovono la salute dei cittadini. Il progetto Città Sane ha come elemento di base la promozione della salute, ma l'altro elemento fondamentale è la partecipazione dei cittadini e quindi in questo vi ringraziamo perché voi spero sarete dei messaggeri poi di quello che ascolterete oggi. Io adesso passo la parola al professor Marangon, vi ringrazio ancora e vi auguro buon ascolto. Grazie dottoressa Pascut per il saluto e per questa assistenza tecnica fatta in casa, cosa di cui ci occupiamo in questi giorni frequentemente. Buongiorno a tutte e a tutti, sono Francesco Marangon dell'Università di Udine, grazie per le parole di introduzione che mi permettono di entrare subito in alcuni altri aspetti che volevo sottolineare di questo progetto che ci vede, in questo caso partner con il Comune di Udine, l'Ufficio Città Sane, ma ricordiamo anche il supporto importante della Fondazione Friuli che ci permette appunto di realizzare questi eventi. Questi sono, quello di oggi è il secondo evento a Udine, abbiamo iniziato la scorsa settimana, ce ne saranno altri 4, quindi sono 6 eventi con la città di Udine, altri 12 eventi li abbiamo organizzati con altre città del Friuli, parlo di Gorizia, chiamo Gorizia città del Friuli, io sono di quella zona di madrelingua friulana, ritengo Gorizia città del Friuli, va bene? Cividale del Friuli si chiama così, e Tolmezzo. Abbiamo già iniziato anche a Tolmezzo e a Cividale, oggi continuiamo con Udine. Il tema appunto che accomuna questi incontri che abbiamo realizzato all'interno di un primo ciclo, l'abbiamo chiamato così, che va da settembre a novembre, appunto è per un domani sostenibile, un patto per lo sviluppo del territorio. Avete visto anche un po' di queste locandine. È un'iniziativa ideata, posso permettermi di essere meno, perché è già stata ringraziata la dottoressa Missana dell'ufficio divulgazione scientifica, si chiama così, perché questo è il nostro obiettivo di oggi e di questi incontri, cioè fare un lavoro che poi è nella nostra natura, è uno dei nostri compiti, la chiamiamo terza missione nel gergo dell'università e in particolare con la città di Udine penso alle esperienze degli anni passati a cui questa in un certo senso un po' si ispira, ma con un'altra di conoscenza in feste in cui c'era un'invasione di librerie, bar, negozi, no? Per alcuni giorni da parte dell'Università di Udine per fare iniziative di questa natura. Quindi grazie, il contenitore è piuttosto noto, Friuli Doc, che ritorna ad animare le strade della città, bello, con le dovute
regole, attenzioni a cui anche noi ovviamente teniamo moltissimo. Quindi siamo all'interno di un progetto sullo sviluppo sostenibile, già identificato nella sua ampiezza. Ricordo una cosa, come università mi piace ricordare il mio ruolo. Come mai sono io a portarvi il saluto? Dovevo iniziare da lì, va bene, ok, l'ordine di certe cose mi sfugge ogni tanto. Il saluto del magnifico rettore dell'Università di Udine, dovevo iniziare da lì. Mi dimentico sempre perché io sono un suo delegato, ciò significa un suo collaboratore, delegato per il servizio della sostenibilità, per il tema della sostenibilità, che è una cosa assolutamente recente e anche particolare nel sistema universitario italiano, che però è tutto unito. Un altro dei loghi che vedete in fondo a questa locandina parla di vedete una sigla RUS, che sta per Rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile. Siccome la parte sotto è leggibile, vedo già qualcuno che sta strizzando gli occhi, che cercando di capire cosa era scritto là sotto, sì, è piccolissimo, ma c'è la Rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile, circa 80 atenei italiani nell'arco di pochi anni si sono riuniti assieme, noi siamo fra i primi a aver aderito a questo progetto, per parlare di sostenibilità, per fare sostenibilità, per praticare la sostenibilità anche al nostro interno. E lo facciamo con la ricerca, lo facciamo con la didattica, lo facciamo con questi eventi. E quindi oggi siamo assolutamente all'interno di questo bellissimo modo nostro di lavorare, che è un gran bel modo di lavorare. Guardo le mie colleghe perché è bellissimo lavorare all'interno dell'università, in particolare di quella di Udine, poi è il top. E che cosa abbiamo realizzato in questo progetto? Diverse cose, tra cui anche un video che è già andato per un po' di volte, ma adesso che siamo tutti concentrati, magari quando arrivi o quando vuoi, dai, vai. Ok? E chi lo fa partire? Allora già è la collega professoressa Sonia Caligaris dell'Università di Udine, del dipartimento che dico in sigla, poi lo dici tu per esteso perché non mi ricordo mai, D4A, perché ha 4A, io me ne ricordo qualcuna, poi ne sbaglio l'altra, quindi allora. Assieme alla dottoressa Stella Plazzotta ci parleranno di cibo. Sono un economista agrario, quindi non vedo l'ora, ma anche un buon gustaio, perché vengo anche da un territorio dove si mangia e si beve bene, che condividiamo fra l'altro con la collega Sonia, e quindi scenari ed evoluzione nel mondo del cibo. Ma guardiamo un attimo il video, per favore. Per un domani sostenibile, un patto per lo sviluppo del territorio. Ecco, quindi questa è una delle cose che abbiamo realizzato in questo progetto. Per ognuna delle città è stato costruito appositamente, avete visto il finale che ha visto incontrare il sottoscritto con l'assessore Barillari, e così lo abbiamo fatto per le altre città, e a disposizione online, visibile, e che promuove in un modo particolare, anche inusuale in certi casi, di visioni delle città che ci ospitano. Allora, passo la parola a Sonia Caligaris.
Ringrazio tutti per la presenza, a questo evento. Ringrazio tantissimo il professor Marangon per averci invitato a parlare un po' di quello che facciamo in questo ambito, la dottoressa Missana per l'organizzazione, per tutto il supporto che ci ha dato. Condivideremo questa presentazione che appunto vuole fare un po' un excursus in quello che possono essere degli scenari ed evoluzioni nel mondo dei cibi con un'ottica sostenibile e in particolare andando un po' a parlare di alimenti, conservazione degli alimenti e sprechi alimentari. Prima di tutto, questa presentazione verrà condivisa, ci sarò io, inizierò io a raccontarvi un po' di cose e poi passerò la parola alla collega dottoressa Stella Plazzotta che continuerà con altre parti. Prima di iniziare ci piaceva presentarci. Noi facciamo parte del gruppo di tecnologie alimentari del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università di Udine, ecco perché le 4A, e ci occupiamo, non so se per tutti è noto che cosa fa il tecnologo alimentare, comunque ci occupiamo da diversi punti di vista di alimenti, sicurezza, qualità e quindi in qualche modo cercare di tenere sotto controllo quello che poi sono questi aspetti sugli alimenti che comunemente acquistiamo e troviamo. Tecnologie alimentari, in realtà l'uomo si occupa di tecnologie alimentari da sempre, perché da sempre l'uomo si è trovato nella necessità di dover trasformare le materie prime alimentari e non sprecarle assolutamente. Le prime metodologie di conservazione nascono proprio per non sprecare il cibo, perché per avere cibo a disposizione nei momenti di difficoltà, di carestia, di guerre, di pandemie, e ci siamo appena passati. E l'uomo così ha sviluppato tante tecniche diverse di conservazione. Mi piaceva fare un piccolo excursus storico su questo, da dove siamo partiti e dove siamo arrivati. Sicuramente dobbiamo partire dal fuoco, il fuoco che è la scoperta del fuoco che ci ha consentito di trasformare, di rendere sicuri gli alimenti, trasformarli in una modalità di consumo edibile e utilizzabile. Ma è passato poi, durante gli anni, i secoli, gli anni insomma, di evoluzione della nostra storia, l'uomo ha imparato in maniera quasi inconsapevole in molti casi, quindi senza le conoscenze dietro, a conservare questi alimenti. E quindi ricordiamoci tecniche di conservazione classiche, dalla salagione all'essiccamento, alla conservazione sotto la neve, perché no, alla fermentazione, prodotti fermentati. È passato poi però parecchio tempo prima che in qualche modo nascessero veramente le tecnologie alimentari, cioè legando a delle osservazioni empiriche anche qualcosa di comprensione di quello che stava succedendo all'interno dell'alimento. E quindi dobbiamo ricordare per forza di cose Appert, che per primo ha visto come un riscaldamento di un alimento in un contenitore chiuso per un determinato tempo potesse consentire di conservarlo per tempi molto lunghi. E questo nasceva poi per rispondere a delle esigenze di guerra, perché doveva rispondere a una chiamata per trovare il modo di dare cibo che si conservasse a lungo proprio agli eserciti. Dopo di lui non possiamo che ricordare Pasteur, che ha spiegato un po' che cosa sta succedendo, proprio identificando i microrganismi come le entità che in qualche modo venivano ridotte, inattivate durante questo riscaldamento. Tutto questo per ricordarci quali sono questi alimenti, gli alimenti che conosciamo oggi ancora e utilizziamo ancora, forse in modo diverso, forse sono cambiati molto ovviamente, ma sono i prodotti pastorizzati e sterilizzati. Quindi pensate al latte, il latte che può essere stabile a temperatura ambiente o il latte che può essere stabile invece che conservato in frigorifero.
Altri punti interessanti durante la storia, pensate a come è cambiato il modo di la nostra vita con l'evento del frigorifero e poi della surgelazione. Non era scontato, l'uomo sapeva che sotto la neve il cibo si conservava per tempi lunghi, ma ovviamente non era disponibile per tutti. Invece il cibo diventa piano piano disponibile per tutti a casa, conservato per tempi più o meno lunghi. Ed oggi cosa facciamo noi? Cosa ci divertiamo a fare nei nostri laboratori, anche qui dell'università? Cerchiamo anche tecnologie innovative, diverse da quelle tradizionali che l'uomo ha sempre utilizzato, per rispondere a quelle che sono le esigenze di un consumatore, che siete voi, siamo noi, che cambia, che sta cambiando e che ha necessità via via sempre diverse in termini di prodotti che vogliamo vedere in qualche modo, vogliamo acquistare, in termini nutrizionali, qualitativi, sensoriali, eccetera. Da tutto questo per dire che sicuramente quello che troviamo oggi al supermercato è molto molto diverso da quello che trovavamo 100 anni fa, ma anche 50, ma anche 20, ma anche 10, ma probabilmente abbiamo prodotti nuovi anche nell'ultimo anno e quindi ve ne accorgete, vedete che compaiono prodotti nuovi, evoluzione di prodotti già esistenti, c'è sempre un continuo evoluzione in questo settore. Tutte queste tecnologie hanno fatto sì che il cibo diventasse nel corso della storia disponibile per la maggior parte della popolazione. Purtroppo questo non è vero ovunque, questo è vero, però sicuramente ha consentito di far trovare a molte persone alimenti sicuri ed alimenti in maniera tale da ridurre quella che è l'incidenza delle malattie legate all'assunzione del cibo e quella che possono essere malattie legate alla carenza di assunzione di determinati alimenti. E poi di avere sempre cibo anche nei momenti di crisi. Vi ricordo che un anno fa c'è stata quasi una rivalsa delle scatolette rispetto agli alimenti freschi, proprio perché non potevamo andare a fare la spesa, ci servivano alimenti conservati per lungo tempo. E queste scatolette ormai sono cambiate, non sono più solo scatolette, sono Tetra Pak, sono materiali flessibili, sono completamente diverse, ma nascono sempre dall'originale scoperta di Appert e Pasteur. Abbiamo poi tantissimi nuovi alimenti, sicuramente due esempi più recenti e che stiamo tutti vivendo sono quello degli alimenti a base vegetale che simulano i prodotti carnei, un mercato che sta crescendo e vedete come parti del supermercato vengono sempre più ampliate le parti che riguardano questi prodotti, oppure l'ultima approvata dalla Comunità Europea proprio quest'anno è l'utilizzo di insetti. Quindi presto ci troveremo gli snack, forse al posto delle patatine, a fare l'aperitivo fatti di insetti o inseriti in altri prodotti. Quindi tutto questo che cosa ha consentito di fare? Sicuramente ha consentito di stare un po' meglio, assieme ad altre scoperte scientifiche, mediche, eccetera, ovviamente di favorire, di aumentare quella che è l'aspettativa di vita media delle persone, è aumentata enormemente, appunto non solo per l'alimentazione, ma sicuramente l'alimentazione sapete tutti che è uno dei principali momenti per farci stare e vivere meglio. E tutto questo qual è l'altra conseguenza? Che siamo in tanti e saremo in tantissimi, saremo quasi 10 miliardi, si stima, nel 2050 e avremo bisogno di tante risorse per riuscire a sfamare tutta questa popolazione. E quindi forse di nuovo nella storia siamo arrivati nel momento che non c'è più concesso sprecare nulla. Quindi abbiamo cominciato perché non potevamo sprecare, c'è stato un momento dove forse non siamo stati così attenti e c'è un momento adesso dove dobbiamo agire per non sprecare più le risorse. L'argomento ovviamente è ampio e oggi ci piaceva focalizzarlo su un aspetto particolare di questo spreco, cioè lo spreco legato proprio agli alimenti che vengono prodotti annualmente, che è di circa il 31% dei prodotti che annualmente vengono prodotti dalle industrie alimentari. E possiamo dividere questo
spreco, questa quantità di alimenti che non vengono utilizzati in un 21% circa di alimenti di spreco legato alla gestione domestica, e qui ognuno di noi si sente coinvolto in qualche modo, e un 10% alla gestione invece aziendale. E questa è sicuramente una delle priorità della Comunità Europea. In tutti i documenti della Comunità Europea la riduzione degli sprechi alimentari è una priorità, e quindi bisogna agire da tanti punti di vista. Quindi l'idea di oggi, dopo questo excursus un po' storico sull'evoluzione delle tecnologie alimentari, ci piaceva dividerci questa presentazione con un focus su quello che possono essere strategie per ridurre gli sprechi alimentari a livello domestico, e strategie invece che possono essere applicate per ridurre gli sprechi a livello industriale. Io comincerò dalla prima e poi lascerò la parola alla collega per la seconda. Allora, a casa, quante volte ci è capitato di prendere in mano una confezione di prodotto e di dire: è scaduto, cosa faccio di lui? Lo butto? Non lo butto? Vediamo insieme di provare a rispondere a questa domanda. Pensate che si stima, e questi sono degli studi proprio qui dell'Università di Udine, che circa il 46% dei prodotti che vengono scartati sono dovuti proprio al superamento della data riportata in etichetta. Quindi vediamo se si può agire e fare qualcosa in questo contesto. Prima di tutto, perché c'è in etichetta? Cioè, che cosa troviamo in etichetta? Non so se quanto siete attenti alla lettura delle etichette, però quello che le aziende devono fare è riportare questa data che voi trovate, che è una durabilità. Noi in termine tecnico si usa il termine inglese shelf life, che potreste aver sentito o che magari userò perché mi viene spontaneo in qualche modo, che è una salvaguardia per il consumatore, ovviamente, riportare queste etichette. Quindi assicura al consumatore entro quanto quel prodotto può essere consumato, e quel prodotto mantiene in qualche modo delle caratteristiche qualitative accettabili. Ma ovviamente è anche una tutela per l'azienda, perché dice: dopo quel momento io non ti garantisco più che il prodotto sia così perfetto, e quindi se non ti piace quel prodotto magari è anche perché sta perdendo in termini qualitativi. Perché voi dovete immaginarvi, provate a seguirmi in questo grafico, dovete immaginarvi che quando un prodotto nasce, sia a casa nostra, dopo che l'abbiamo cucinato, abbiamo fatto il pane, la torta o altro, sia nelle aziende alimentari, dopo quindi il trasformazione e confezionamento, quella qualità non si mantiene per molto tempo, ma piano piano o con velocità diverse, più o meno velocemente, cambia e si riduce. Però ad un certo punto questa riduzione fa sì che diciamo il prodotto forse non è più così gradevole, piacevole, eccetera, e quindi a quel punto non è più utilizzabile. Questo vale per tutti i prodotti alimentari, però sulle nostre etichette dobbiamo fare attenzione di distinguere due aspetti ben diversi, cioè ci parlano in modo diverso le nostre etichette e ci parlano di due categorie di alimenti, cioè gli alimenti che contengono una data di scadenza sulla confezione, quindi quella data che vedete è una data di scadenza, altri dove questa non viene chiamata data di scadenza, ma viene chiamato termine minimo di conservazione. Oggi vediamo insieme di capire la differenza tra questi due termini e che implicazioni potrebbero avere sugli scarti alimentari. Allora, la data di scadenza è quella che viene riportata con la scritta da consumanti entro il giorno, mese ed eventualmente anno. A che prodotti facciamo riferimento? Beh, facciamo riferimento in pratica a tutti quei prodotti che comunemente acquistate e mettete in frigorifero. Tutti quei prodotti, dopo andate a casa a guardare se ho ragione, sono prodotti che vanno incontro rapidamente a un cambiamento, e questo cambiamento è legato allo sviluppo microbico, quei microrganismi che abbiamo distrutto con la cottura, con la pastorizzazione, eccetera. Però
in quel momento, mentre trasformiamo gli alimenti, li rendiamo sicuri, quindi in qualche modo i microrganismi patogeni, quelli più pericolosi, li teniamo già sotto controllo, ma altri microrganismi piano piano possono crescere, il nostro latte diventa acido, il prodotto comincia a puzzare, altre cose. Quella carica microbica, se diventa troppo elevata, ovviamente può non essere positiva per il consumo. E quindi questi tipi di prodotti, dovete immaginare, sono tutti quelli che stanno in frigorifero proprio per rallentare questo sviluppo. E quindi lo rallentano, ma ad un certo punto ovviamente il microrganismo comunque riescono a svilupparsi. In questo contesto, quindi, la data di scadenza significa che dovete rispettarla, perché potrebbe succedere che quel prodotto non è più sicuro dal punto di vista per il consumo. Quindi va fatta molta attenzione a questi prodotti, va fatta molta attenzione alle modalità di conservazione, al trasporto a casa. Se sono d'estate e ho in macchina prodotti refrigerati, devo starci attento. E quindi la data di scadenza dovrebbe aiutarvi a gestire le scorte, la rotazione delle scorte in qualche modo nel frigorifero di casa. E sto parlando solo di frigorifero, però in questo momento, non dall'altra parte, ok? Che arriverà dopo. Quindi prodotti da tenere sotto controllo. Ovviamente le aziende alimentari cosa fanno per mettere questa data? Fanno degli studi di conservabilità di quel prodotto per mettere una data tale che ci mantenga tutti sicuri. Un prodotto non scade a mezzanotte di quel giorno, ovviamente, no? Ma è una stima che per stare lontano dai momenti di possibile reale pericolo. Diverso invece il caso in cui voi leggete da consumarsi preferibilmente entro il mese, entro l'anno. Questi prodotti sono tutti gli altri, quindi sono quelli che voi tenete nello scaffale di casa, che acquistate a temperatura ambiente, sugli scaffali dei supermercati, oli, caffè, prodotti cereali, biscotti, ne avete di esempi da metterci, no? E questi prodotti, accanto a questi prodotti che quindi troviamo a temperatura ambiente nel nostro scaffale, ricordiamoci che ci sono anche quelli che invece mettiamo nel congelatore. E quindi questi prodotti hanno una lunga vita commerciale e hanno un termine minimo di conservazione. Quindi nello stesso elettrodomestico ci sono categorie di prodotto che vanno trattate in modo diverso. Per questi prodotti cambia la qualità, certo che cambia come abbiamo visto prima, diminuisce nel tempo, ma le patatine sono di rancido, per esempio, il caffè ha perso aroma, i cereali non sono croccanti, la pizza surgelata è arancione, non so quante volte aprendo una confezione vi sono capitate queste cose, la cioccolata ai puntini bianchi, la bistecca surgelata ha dei colori, delle bruciature, delle cose simili a bruciature, l'aranciata è diventata bianca invece che gialla. Quindi diversi aspetti che cambiano e che noi notiamo che cambiano, però sono cambiamenti di natura chimica o fisica qualitativa. E quindi in qualche modo le aziende definiscono quel limite che trovate in etichetta come un limite arbitrario di accettabilità del consumatore, arbitrario ma nel senso che loro lo decidono e fanno degli studi per deciderlo, in maniera tale che se voi acquistate un prodotto vicino alla data di scadenza, non dite ho comprato un prodotto che non mi piaceva e quindi è quell'azienda che fa un prodotto che non mi piace, non la comprerò mai più. In realtà cercano appunto all'interno di questo periodo di tempo di conservazione di fornire prodotti che abbiano una qualità accettabile per tutti. Però superata questa data in realtà cambia la qualità, quindi non ci sono problemi di sicurezza. Tanto che la posizione della Comunità Europea è quella di obbligare a mettere questa indicazione, e lo abbiamo visto. Negli Stati Uniti non c'è l'obbligo. Questa indicazione voi non la trovate su quei prodotti. E anche la Comunità Europea sta dibattendo sul termine minimo di conservazione, sul lasciarlo o meno. E in Italia poi nel 2016 è anche stata fatta la cosiddetta legge antisprechi, dove anche i prodotti
che hanno superato il termine minimo di conservazione possono essere, se integri, possono essere ceduti ad associazioni, mense o altro, proprio per non sprecare questi alimenti che sono ancora edibili, assolutamente edibili. Quindi qual è il messaggio che possiamo portarci a casa? Come consumatori consapevoli possiamo fare molto, ci sono tanti modi, uno di questi è guardare le etichette, quindi come ve l'ho raccontato, che ci può guidare nelle scelte, nella rotazione delle scorte e in come utilizzare gli alimenti. Prima di passare la parola e cambiare la visione, mi piaceva comunque dirvi che un altro momento in cui buttiamo via gli alimenti, e poi anche qua pensateci, casomai mi dite se è vero, è quando apriamo questa confezione, la lasciamo lì per un po' e poi ritorniamo da lei e diciamo: ma lo butto, lo mangio, lo utilizzo? Quindi questo si parla di durabilità secondaria, quindi di un altro momento dove in realtà ci sono pochissime indicazioni in etichette. Questa è una mancanza un po' proprio anche in ottica di sprechi. Ci si potrebbe lavorare, perché pensate alle creme, ai prodotti di cosmetica, hanno tutti un periodo di utilizzo dopo l'apertura. Non è così per tutti i prodotti alimentari. Trovate qualcosa e trovate scritto dopo l'apertura conservare per 3-4 giorni in frigorifero, per esempio. Però no, se guardate bene le etichette non è per tutti i prodotti, ed è soprattutto per quei prodotti che dopo l'apertura vanno incontro a possibile contaminazione e quindi potrebbero farvi male se vengono contaminati. Quindi potrebbe essere utile sui prodotti alimentari, questo insomma è sicuramente un argomento su cui lavorarci, una indicazione del genere anche per un caffè, una spezia, una farina, una pasta o qualcosa del genere. Infatti, appunto, ricordatevi la suddivisione degli alimenti è diversa in questo momento quando apriamo le confezioni da quella che vi ho fatta prima, perché in questo caso non è più importante la temperatura di conservazione dove li acquistate, ma è importante il tipo di alimento, per cui una conserva, la scatola di fagioli che durava 2 anni, una volta aperta ha 3 giorni di vita, perché la ricontaminate e potreste sì contaminarla anche a livello domestico con microrganismi che possono fare veramente male. E quindi dopo l'apertura questi sono i prodotti che generalmente trovate un'indicazione e trovate conservare in frigorifero. Dall'altro lato invece ci sono tutti gli altri prodotti, quelli che spesso si lasciano lì per tanto tempo e poi non si sa mai se buttarli via, e quindi sono prodotti che cambiano perché assorbono umidità, il biscotto che non è più croccante, il cracker che è un po' anche lì non croccante, oppure rancido. Apro il pacchetto di grissini, quante volte ci è capitato di aprire dei pacchetti e trovarli rancidi anche se ancora buoni. Quindi le indicazioni in etichetta sono veramente poche, qua forse neanche non si vede, forse è un po' piccolo, erano alcuni esempi di prodotti che avevo trovato sul supermercato, il latte fresco, trovate l'indicazione 3-4 giorni, lo stracchino, la lasagna, il prosciutto cotto in busta, i surgelati, quindi diversamente di prima li mettiamo qui, perché una volta che li scongelo, ovviamente diventano di nuovo possibilmente pericolosi e contaminabili, quindi vanno trattati in maniera completamente diversa, quindi di nuovo conservateli per un giorno, addirittura c'era su un'etichetta di un hamburger congelato. Mentre su tutti gli altri prodotti, che biscotti, cracker, caffè, oli che anche si aprono, si frigge oggi e si frigge fra 2 mesi, lo tengo. In realtà appunto l'apertura scatena talmente tante reazioni velocissime che quella data di scadenza non ha più ragione di essere, è tutto un altro prodotto in quel momento. E qui le indicazioni potrebbero essere utili per decidere appunto se buttare o non buttare. Quindi io con questo passo la parola e diciamo in qualche modo chiudo, pensando che possiamo essere consapevoli in qualche modo anche dopo l'apertura delle nostre confezioni, quindi ripensiamo insomma di quello che a casa a livello di domestico possiamo fare per ridurre quello spreco e quel consumo di alimenti che ancora è molto molto elevato. E io
poi dopo se avete delle domande, delle curiosità, volentierissimo, o se ce le avete già adesso, prima di passare la parola, giusto per fare un break tra una e l'altra. Ci pensate, se avete qualche domanda, poi siamo qui. E appunto adesso passiamo alla parte di cosa fa invece le aziende, cosa possono fare le aziende alimentari per non sprecare o non sprecare così tanto, ridurre gli sprechi o dare nuove vita. Adesso la dottoressa Plastotta ci racconterà appunto come a volte possiamo far vivere nuovamente qualcosa che volevamo buttare. Prego. Buongiorno a tutti, mi presento anch'io con 2 parole, sono Stella Plazzotta e sono ricercatrice presso il gruppo di tecnologie alimentari dell'Università di Udine e mi associo ai ringraziamenti di Sonia per questa bellissima iniziativa e speriamo che le informazioni che vi forniamo riescano a costruire un po' uno spirito o aumentare un po' il nostro spirito, insomma, in termini di sostenibilità. Ma passando appunto all'argomento che vorrei trattare in questa presentazione, è appunto come le aziende possono dare il loro contributo nella gestione degli scarti. Allora, innanzitutto si può dire che le aziende in realtà non sono abbandonate a loro stesse, nel senso che c'è tutto un quadro normativo fatto da norme vere e proprie, da linee guida, da incentivi, che promuovono una gestione razionale degli scarti da parte delle aziende. Tant'è vero che esiste una normativa, che è questa che vi ho citato, il regolamento 98 del 2008 della Comunità Europea, che si chiama proprio norma quadro sugli scarti. E all'interno di questa normativa ci sono una serie di definizioni, una serie di indicazioni a cui i produttori dovrebbero guardare per gestire correttamente gli scarti, anche proprio per un loro vantaggio economico, quindi non solo dal punto di vista ambientale. In questa normativa viene presentata la cosiddetta piramide di gestione degli scarti, che è questa che vi riporto, è una piramide rovesciata in cui vedete che la parte superiore è più larga perché indica le strategie che sono a minore impatto ambientale e poi si riduce levando proprio dello spazio alle strategie che invece sono quelle che hanno un impatto ambientale più elevato. All'apice di questa piramide troviamo le strategie appunto che hanno un minore impatto ambientale, che sono le strategie di prevenzione e riutilizzo. In realtà queste non sono propriamente delle strategie di gestione dello scarto, nel senso che vengono applicate prima che lo scarto diventi tale. Quindi in realtà agiscono sull'alimento e fanno in modo che l'alimento non venga sprecato. La prevenzione indica tutte quelle strategie che noi applichiamo e che i produttori possono applicare affinché l'alimento non diventi appunto uno scarto. Ma di fatto come si può fare? Volevo riportarvi un esempio che fa capire un po' che le aziende possono fare tanto, però in realtà le aziende producono e agiscono tante volte in risposta a quello che è il consumatore che decide e richiede. E a questo proposito un dato molto interessante è che moltissimi degli scarti, soprattutto a livello di frutta e verdura, che vengono generate a livello delle aziende, sono frutta e verdura nutrizionalmente perfetti, a livello compositivo assolutamente perfetti, ma che non rispondono a determinati standard qualitativi. Ci riferiamo per esempio a una mela che non è perfettamente rotonda o che è un po' piccolina rispetto al calibro dello standard di quel rivenditore. E questi prodotti per questo motivo vengono definiti substandard, però vi ripeto è una cosa legata semplicemente all'estetica. E allora come possiamo fare per cambiare questo pattern di spreco che ovviamente spreca alimenti perfetti? Si può fare molto a livello proprio di consapevolezza del consumatore. E mi piaceva riportarvi queste locandine che sono state promosse e pubblicizzate a livello di una grande catena di supermercati francese che comunicano proprio al consumatore questo fatto che uno standard estetico non significa niente quando mangiamo qualcosa che a livello compositivo invece è assolutamente perfetto. Per esempio questa locandina dice una mela al giorno, per quanto sia grottesca, comunque leva al medico di torno. O ancora una patata ridicola è stata eletta Miss Purè del 2014. Se dobbiamo trasformarla in purè, chiaramente che sia bella o brutta non ci cambia assolutamente niente. E ancora una carota brutta, ma una volta che in una zuppa chi se ne importa.
Sì, queste locandine sono molto simpatiche, tant'è che sono state anche molto efficaci nel ridurre gli sprechi a livello di quella catena di supermercati e sono state anche pluripremiate in termini di comunicazione efficace. In termini invece di, quindi scendendo nella piramide di gestione, abbiamo il riutilizzo, che è un po' quello che anticipava Sonia, ossia gli alimenti che per ora in Italia sono ancora limitati agli alimenti che comunque hanno una durata molto lunga nel tempo, quindi quelli con termine minimo di conservazione e non con data di scadenza, possono essere raccolti, minimamente trattati, nel senso si può fare una mondatura piuttosto che un confezionamento e poi vengono ridistribuiti a persone bisognose. E questo è quello che viene fatto, diciamo, è una tipologia di gestione dello scarto che diciamo, è stato introdotto prima negli Stati Uniti, dove appunto queste associazioni vengono chiamate food banks, e da noi invece si chiamano banche alimentari, che sono appunto queste associazioni benefiche che si occupano di raccogliere, stoccare per un certo periodo e poi ridistribuire alle persone bisognose che non possono permettersi il pasto o di acquistare gli alimenti, appunto questi alimenti che altrimenti andrebbero sprecati. E quindi colgono due piccioni con una fava: da un lato evitiamo di sprecare, dall'altro forniamo alimenti a qualcuno che altrimenti probabilmente quel giorno mangerebbe molto poco. Queste però, dicevamo, quindi la prevenzione e il riutilizzo sono delle strategie che ci consentono di agire a monte, quindi non abbiamo proprio uno scarto. Se lo scarto però ce l'abbiamo, dobbiamo in qualche modo gestirlo, e qui entrano in gioco tutte le altre strategie della piramide. In questo caso parto dal basso e la strategia che assolutamente non andrebbe applicata è il conferimento in discarica. Sebbene attualmente dati piuttosto recenti dicono che molte delle discariche a livello municipale sono alimentate prevalentemente da rifiuti in realtà proprio di tipo organico. Perché non andrebbe scelta questa strategia? Diciamo che ci sono diversi aspetti negativi. Da un lato la decomposizione degli scarti organici in discarica, così come avviene naturalmente, quindi senza un fattore accelerante, senza una determinata condizione che guida, diciamo così, la decomposizione verso delle certe modalità, porta alla produzione di moltissimo metano, che è un gas serra, che ha un impatto a livello di riscaldamento globale, diciamo, si può dire che trattiene il calore una volta accumulato in atmosfera in un modo molto molto potente, tant'è che è stato valutato che è un gas serra potente almeno 21 volte rispetto a come è valutata invece l'effetto serra della CO2, quindi dell'anidride carbonica. Oltre a questo, che riguarda quindi l'aspetto negativo della discarica dal punto di vista ambientale, i produttori guardano anche al loro portafoglio, nel senso che un'azienda che produce tonnellate e tonnellate di scarto, per conferirlo in discarica deve innanzitutto trasportarlo, e il trasporto ha un costo, oltre ovviamente anche il trasporto ha un certo impatto ambientale. Il trasporto ha un costo e il conferimento stesso ha un costo che ovviamente dipende, è proporzionale alla quantità di scarto conferita. Quindi assolutamente la discarica è quello che andrebbe evitato. Risalendo invece nella piramide, quindi le strategie che sono più indicate, progressivamente più indicate, abbiamo il recupero di fertilizzanti e compost e riciclo o riciclaggio. Per quanto riguarda il recupero di energie fertilizzanti, sono quelle strategie che vengono applicate appunto per recuperare energie fertilizzanti. Per quanto riguarda l'energia, tipicamente i produttori produttori di alimenti, che quindi generano scarti organici alimentari, conferiscono in delle centrali molto grandi, come ad esempio le centrali a biogas, il proprio scarto, in modo tale da avere, che può essere tante volte anche interno al sito produttivo aziendale, in modo da avere un ritorno in termini di biogas che viene reimmesso nelle linee produttive come fonte di energia. Alternativamente c'è la possibilità, per esempio, di compostare lo scarto. Il composting è quello che possiamo fare tranquillamente anche a casa nostra, quindi a livello domestico, e è una tipologia di decomposizione dello scarto guidata, quindi vengono applicate determinate condizioni ambientali tali per cui c'è un abbattimento sostanziale dei gas serra generati dalla decomposizione, e in più quello che otteniamo è un fertilizzante che ovviamente possiamo poi reintrodurre nei cicli produttivi a livello agricolo. Quello che cambia
tra il recupero di energia fertilizzante e il riciclo, che è la strategia successiva, che viene definita come tutte quelle strategie che consentono di convertire gli scarti in nuove materie prime per generare dei prodotti. Quello che cambia è quanto valore riusciamo a estrarre da una materia come uno scarto. Perché se ci pensiamo, e lo vedremo tra un attimo, gli scarti alimentari in realtà sono ricche di tantissime molecole, tantissimi composti che hanno un valore, soprattutto nutrizionale, molto elevato. Quindi diciamo che convertirle in un compost o in biogas è un po' sprecato, esatto. E qui entra un termine che è quello di valorizzazione, che è un termine che immagino un po' tutti abbiamo già sentito, valorizzazione degli scarti alimentari. La valorizzazione indica proprio tutte quelle strategie che vengono applicate in modo tale da avere un valore, e con valore intendiamo un valore economico, da qualcosa che invece dovremmo pagare per conferire in discarica e avrebbe comunque un grande impatto ambientale. Quindi, per chiarire ancora un po' meglio il concetto della valorizzazione, questa è la catena di approvvigionamento alimentare semplificata. Quindi abbiamo le materie prime che vengono trasformate a livello di industria alimentare nei prodotti che vengono consumati. In tutte queste fasi può essere generato dello scarto, che come dicevamo purtroppo attualmente è per lo più conferito in discarica. Se però lo scarto viene valorizzato, andiamo ad abbattere la quantità di scarti che viene conferito in discarica e utilizziamo invece gli scarti come nuove materie prime e rientrano quindi di nuovo nel ciclo di produzione di valore per produrre nuovi prodotti che appunto possono essere acquistati e hanno proprio un prezzo di mercato. Questa, per quanto semplificata, però è la base della cosiddetta economia circolare. Anche questo è un termine che sentiamo praticamente ogni giorno. Economia circolare, che è alla base dello sviluppo sostenibile, che è ovviamente il fulcro di questa bella manifestazione, però anche a questo proposito volevo riportarvi una definizione, perché almeno personalmente, sentendo parlare di sostenibilità, sviluppo sostenibile, sapevo nella mia testa che aveva qualcosa a che fare con l'impatto ambientale, con l'ambiente, però a un certo punto mi sono resa conto che effettivamente non avevo una definizione in mano. Ora va detto che la sostenibilità è stata definita, è stata declinata in moltissimi modi, con degli obiettivi da raggiungere, eccetera. Ma quindi diciamo questa definizione che vi riporto non è sicuramente esaustiva, ma mi piaceva riportarvela perché è proprio la prima definizione che è stata data a livello ufficiale di sostenibilità a livello della commissione, spero di pronunciarla bene, Brundtland, del 1987, che prende il nome tra l'altro dalla presidentessa dell'epoca, che era una commissione istituita a livello mondiale nell'ambito delle Nazioni Unite e che voleva dare proprio la definizione di sostenibilità e di quali sono i cardini di uno sviluppo sostenibile. E la leggiamo insieme. La sostenibilità è lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Quindi, da questa definizione, per quanto sia vaga, per quanto non vengano date indicazioni pratiche su come raggiungere lo sviluppo sostenibile, però si capisce che dobbiamo gestire le risorse in un modo razionale e razionalizzato, in modo tale da non esaurirle e consentire anche ai nostri figli e ai nostri nipoti di soddisfare i propri bisogni. Ma tornando al focus, che è quello della gestione industriale, perché la valorizzazione è facile, diciamo è relativamente facile da applicare a livello industriale? Ci sono delle mere ragioni logistiche e gestionali dietro, nel senso che le aziende alimentari producono moltissimo scarto che ha delle composizioni omogenee e sono localizzate in pochi siti, che sono i siti produttivi aziendali. Se invece andiamo a vedere il nostro bidone dell'organico, avremo dentro un po' di tutto, ci cade probabilmente dentro un po' di carta, anche qualcosa che non è propriamente uno scarto organico, e in più è sparpagliato ovviamente sul territorio. Quindi a livello aziendale è molto più facile implementare delle strategie di valorizzazione. La cosa bella della valorizzazione è che, degli scarti alimentari almeno, è che anche dagli scarti più poveri si può ottenere veramente moltissimo. Ma cosa intendiamo per uno scarto povero? Pensate per esempio agli scarti vegetali. Questi scarti contengono una quantità media del 90% di acqua, ma si arriva anche al 95% di acqua. Quindi
in termini quantitativi uno scarto composto prevalentemente da acqua, potremmo pensare che non ci dà tanto. In realtà il valore sta tutto in quello che rimane, quindi nella sostanza secca, che è composta da fibre, da proteine, da composti come i composti antiossidanti, i composti colorati, che sono proprio il target della valorizzazione di questa tipologia di scarto. E questo è proprio quello su cui ci siamo focalizzati, siccome ci piace andare sul difficile, ci siamo focalizzati proprio nel nostro gruppo di ricerca sulla valorizzazione degli scarti vegetali. E volevo portarvi alcuni esempi, e qua sotto queste figurine sono delle pubblicazioni, dei riferimenti a delle pubblicazioni scientifiche che abbiamo prodotto proprio su questa tematica. Il primo esempio che vi porto è la valorizzazione degli scarti ottenuti dall'estrazione del succo di pesca, che sono, diciamo, rappresentati da una sorta di polpa, da cui appunto è stato estratto il succo, che noi abbiamo disidratato e macinato ottenendo una farina vegetale ricca di fibre, di composti antiossidanti, che può trovare applicazione come una farina alternativa per arricchire i nostri prodotti da forno, per esempio, in termini di fibre e di composti antiossidanti. Quindi da uno scarto abbiamo ottenuto un ingrediente che addirittura ci consente di incrementare il livello nutrizionale di un pane standard. Un altro esempio è una tematica di valorizzazione su cui ci siamo focalizzati ultimamente, è la valorizzazione degli scarti derivanti dai prodotti della soia, il latte di soia, il tofu, che sono dei prodotti relativamente nuovi sul nostro mercato, anche se ultimamente appunto li troviamo ormai appunto comunemente al supermercato e rispondono ai cambiamenti della società, dei consumatori, sempre più vegani, sempre più vegetariani, che trovano nella soia e in altri legumi la fonte principale di vitamine alternative alle proteine animali. Lo scarto che si ottiene da questa tipologia di prodotti si chiama okara, dal nome giapponese, perché la soia in realtà poi è molto più diffusa a livello orientale, quindi il nome è giapponese. Ebbene, noi dall'okara abbiamo estratto le proteine, quindi tutto quello che non finisce nel tofu, tutto quello che non finisce nel latte di soia, finisce nell'okara. Sono proteine ad alto valore nutrizionale, perché di fatto sono proteine della soia, che potrebbero trovare applicazione come sostitute delle proteine animali, per esempio nello sviluppo di integratori per diete particolari come gli sportivi, e ovviamente anche come ingredienti nella formulazione di alimenti vegetariani, vegani. L'ultimo esempio, a cui sono molto legata perché è stato un po' il fulcro della mia attività di ricerca relativamente alla valorizzazione, è lo scarto che si ottiene dall'insalata in busta, che è lo scarto assolutamente più sfigato, se così si può pensare, perché contiene il 95% di acqua, quindi è assolutamente poverissimo. L'insalata in busta, anche possiamo pensare, è, diciamo, un prodotto relativamente nuovo nei nostri supermercati. È un prodotto che risponde ai cambiamenti sociali di una vita che ovviamente non ci consente di coltivare l'insalata, tantomeno di andare al supermercato, comprarla, mondarla, lavarla. Insomma, è molto più comodo avere una busta che basta aprire, condire e consumare. Il problema è che se noi a livello casalingo prendiamo un cespo di insalata e lo mondiamo, produciamo qualche foglia al torsolo, diciamo un 5% di scarto. A livello aziendale si arriva a livelli del 35 e del 40%. Questo perché gli scarti, le foglie più esterne sono le foglie che sono più vecchie, proprio nella crescita del vegetale, e quindi all'interno di una busta che comunque deve durare una settimana, 5 giorni, rappresentano poi un problema qualitativo e anche di contaminazione. E quindi la quantità di scarti che si generano da questa tipologia di filiera è veramente altissimo. Quello che abbiamo prodotto dagli scarti di insalata è un nuovo materiale, quindi qualcosa che non riguarda gli alimenti, cioè o meglio potrebbe essere un nuovo confezionamento alimentare, e vedete che abbiamo ottenuto questo materiale strano. Partiamo da una foglia verde, abbiamo ottenuto un materiale bianco perché abbiamo applicato una particolare strategia di disidratazione, di rimozione dell'acqua, che ha portato via anche composti colorati e altri composti. E mi piaceva mostrarvi anche l'aspetto microscopico della foglia prima e dopo disidratazione. In particolare, vedete, non so se vi è mai capitato, ad esempio durante le esercitazioni di biologia, di vedere una foglia al microscopio, di fatto si vedono una serie di cellule che formano il tessuto vegetale.
Dopo questo processo non convenzionale di disidratazione, vedete che la dimensione delle cellule è aumentato moltissimo e di fatto questo risulta in un materiale che poi a livello macroscopico è una sorta di polistirolo, quindi è un materiale espanso che ha proprio delle caratteristiche meccaniche analoghe al polistirolo. Da qui si aprono tutta una serie di possibili applicazioni veramente interessanti. Per esempio, questo materiale potrebbe essere utilizzato come alternativa alle chip di polistirolo, a quei materiali espansi che vengono messi come materiali riempitivi nel confezionamento di, ad esempio, oggetti fragili che potrebbero danneggiarsi o rompersi durante il trasporto. A differenza del polistirolo è in salata disidratata, quindi l'impatto ambientale e la biodegradabilità ovviamente sono altissimi. Venendo però alle note un po' dolenti rispetto a queste strategie, è che sono strategie validate a livello di laboratorio. Ancora non c'è il passaggio successivo, che è quello della validazione su impianti grandi, su impianti industriali, e quindi di fatto le aziende attualmente gli scarti di nuovo li portano alla centrale a biogas, a centrali per il compostaggio, in discarica, ma non hanno un'azienda che li può convertire in questi nuovi prodotti. In realtà però al supermercato o diciamo in diversi settori abbiamo già moltissimi prodotti che derivano da scarti e sono dei veri e propri prodotti, quindi non siamo consapevoli perché ormai sono talmente abituali che non ci rendiamo conto che in realtà la filiera da cui derivano è proprio uno scarto che viene valorizzato in un nuovo prodotto. Un esempio classico è quello del siero, che è il maggiore scarto prodotto dalla caseificazione, da cui deriva la ricotta, quindi è un prodotto che in realtà deriva da uno scarto, e anche si possono estrarre ad esempio le proteine del siero, che sono integratori o sono anche degli ingredienti alimentari. Un altro esempio è quello degli scarti dell'industria del pesce, dai quali si possono estrarre i PUFA, non so se ne avete mai sentito parlare, ma sono gli acidi grassi poliinsaturi, che sono degli acidi grassi che fanno molto bene se assunti, infatti vengono utilizzati per la formulazione ad esempio di integratori alimentari. Un altro esempio classico è quello dell'estrazione degli oli essenziali dalla buccia degli agrumi, e gli oli essenziali hanno un'applicazione alimentare come aromi, possono essere utilizzati nelle essenze per la profumazione, possono essere utilizzati nei saponi e in altri prodotti di cosmetica. E un ultimo esempio curioso, nel senso che si parte da uno scarto alimentare ma si arriva a tutt'altro, è l'estrazione dell'idrossiapatite, che è questo composto che si trova nelle ossa, che viene utilizzato per, ad esempio, produrre protesi e poi tutte queste applicazioni ortopediche. Quindi mi piaceva concludere con un augurio, quindi spero che dopo questa presentazione sugli scarti, quando ne vediamo uno, il primo abbinamento a cui pensiamo non è un bidone dell'organico e quindi a questo destino un po' triste dello scarto alimentare, ma pensiamo alla trasformazione che potrebbe subire, come un bruco, che è abbastanza bruttino, però si può trasformare in una meravigliosa farfalla. E grazie mille per l'attenzione.